Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme le mantovane di pasta dura. Le mantovane di pasta dura sono un tipo di pane che è abbastanza semplice da fare, ci vuole poco tempo, pochi ingredienti e non ci vuole neanche tantissima esperienza come spesso richiede la preparazione del pane. Per gli entry level del pane è veramente una ricetta perfetta. Ora vi faccio vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 300 g di semola rimacinata, 250 g di farina zero o Manitoba, 30 g di olio extravergine d'oliva, 14 g di sale, 7 g di lievito di birra essiccato, 300 ml di acqua. Allora, iniziamo subito la nostra preparazione. Possiamo farla sia a mano ma anche con una planetaria. Io questa volta la farò appunto con una planetaria. Ho intipidito leggermente l'acqua, la inserisco nella ciotola. Inseriamo anche il lievito secco, ok, e metterò anche i 30 g di olio. Comincio ad azionare lentamente la planetaria. Nel frattempo uniamo le due farine, la semola rimacinata con la farina zero. Andiamo a mixarle. Una volta che abbiamo mixato le due farine, possiamo inserirle nella ciotola della planetaria un poco alla volta. Possiamo aumentare anche la potenza. Quando il composto sarà diventato una palla, allora possiamo aggiungere il sale. Allora, come ultimo ingrediente abbiamo aggiunto il sale. Una volta che l'abbiamo fatto incorporare bene, quindi sarà ben amalgamato con il resto degli ingredienti, facciamo lavorare la macchina per 15 minuti. Nel frattempo che la nostra planetaria lavora l'impasto, io volevo darvi qualche accenno sui tipi di lievito che si possono utilizzare. Vi ricordo che io in questa ricetta sto utilizzando del lievito di birra secco, quindi 7 g di lievito di birra secco, il classico che si usa in moltissime ricette. Però se vogliamo possiamo utilizzare anche il lievito di birra fresco, quello in panetti che si trova nel banco frigo. E in questo caso però dovremo utilizzarne 21 grammi e dovremo scioglierlo ben bene anche questo, però mi raccomando nell'acqua. Se vogliamo utilizzare il lievito madre, quindi la pasta madre, invece dovremmo utilizzarne 150 grammi. A questo proposito, appunto, se volete posso fare un video dedicato a come si prepara il lievito madre e come rinfrescarlo, come averne cura. Mi raccomando, fatemelo sapere perché faccio un video dedicato appunto al lievito madre. Tutte queste precisazioni, quindi le varie differenziazioni dei lieviti, ve le lascio nel link in info box, così potete fare le vostre mantovane di pane, le potete fare col lievito che più preferite. A questo punto, trascorsi 15 minuti, possiamo staccare la macchina e trasferire il nostro impasto direttamente sul piano da lavoro. Quindi trasferiamo il nostro impasto sul piano da lavoro. Il bello di questo impasto è proprio questo, che lo possiamo lavorare
subito dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, e non dobbiamo fare la doppia lievitazione, anzi dobbiamo lavorarlo subito, perché iniziando la lievitazione l'impasto diventerebbe più appiccicoso e molto più difficile da lavorare, quindi lo lavoriamo leggermente. Lo lavoriamo giusto un minuto. Quindi facciamo un bel panetto come questo e poi lo dividiamo. Se vogliamo fare 4 mantovani lo dividiamo in 4, oppure possiamo fare anche 8 piccole mantovane, dipende da noi. Io oggi ne farò 4 e lo appunto dividerò in 4 parti. Se vi piace il mio tagliapasta, che si può usare anche appunto come tarocco, poi è molto carino perché ci sono il millimetrato, quindi ci sono anche le misure, insomma è molto bello anche come impugnatura, è veramente molto comodo. Se vi fa piacere guardate in descrizione, vi lascio il link dove potete acquistarlo. Ok, adesso ci occupiamo di fare la nostra prima mantovana. Andiamo a lavorare il nostro impasto. Di nuovo. Ok, fatto questo, facciamo un salsicciotto. Poi mettiamo di lungo, prendiamo un mattarello e lo piattiamo. Ok, una volta fatto questo procedimento passiamo ad arrotolare la pasta su se stessa, in questo modo. Riandiamo ad appiattirlo a rifare una striscia di pasta con il mattarello. Se vedete che la pasta si appiccica al mattarello, ovviamente ci aiutiamo con la farina. Quindi una volta che abbiamo ottenuto una striscia così lunga di pasta e anche di questo spessore, siamo pronti ad arrotolare, stirando leggermente. Quando arrotoliamo stiriamo leggermente la pasta. Ok, la prima mantovana è quasi pronta, io la appoggio qui su una teglia ricoperta di carta da forno e proviamo a fare l'altra. Ok. L'ultima mantovana è pronta, tutte e 4 posizionate sulla teglia da forno. Le lasciamo lievitare dai 45 minuti ad un'ora nel forno spento con la luce accesa, coperte con un canovaccio pulito. Trascorsi 45 minuti dalla lievitazione, ho tolto la teglia dal forno e nel frattempo ho acceso per raggiungere la temperatura di 200 gradi, ricordo in modalità statica, in modo tale da riscaldare bene il forno. Ci vorranno circa quei 15 minuti. Nel frattempo il nostro pane avrà raggiunto la piena lievitazione, eccolo qua.
ha lievitato. Adesso con un coltello ben affilato dobbiamo praticare dei tagli verticali in questo modo. Stiamo attenti, non dobbiamo andare fino in fondo e non dobbiamo neanche strappare la pasta, quindi piano piano andiamo a fare anche questi tagli così. Un consiglio: dopo fatti i tagli mettiamo subito in forno le nostre mantovane. La cottura si dovrà fare in questo modo: 10 minuti a 200 gradi, ricordo modalità statica, poi abbassiamo il forno, lo lasciamo a 180 gradi sempre in modalità statica per circa 50 minuti fino a doratura del pane. Quindi andiamo a infornare subito. Dopo la cottura le mantovane di pane sono pronte, sono uscite a mio parere bellissime, sono ancora tiepide ma vi voglio far vedere come sono dentro. Vedete la cottura anche sotto, bella dorata, si presentano così insomma. Ecco, adesso vi faccio vedere l'interno, fragranza, ecco qua. E facciamo anche una piccola prova assaggio. Ottimi, veramente ottime. Questo è un pane che si conserva per qualche giorno, dopo che si è completamente raffreddato lo possiamo mettere anche in dei sacchetti di plastica, si consuma entro i 2 giorni, altrimenti possiamo addirittura anche tagliarlo a fettine e congelarlo, quindi è ottimo, veramente lo facciamo in casa e ci dura appunto qualche giorno. Croccantissimo fuori, morbido dentro, io lo adoro anche per la semplicità della preparazione, ve lo straconsiglio. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non vi siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica. Venitemi a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi anche del mio sito internet che è www.lericette4.com e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!